se stava fermo e veniva spinto. Grazie al controllo remoto wireless era in grado di completare semplici operazioni, come spingere un carrello o avvitare o svitare bulloni. Con un'altezza di 182 cm e un peso di 210 kg, P2 aveva ora anche tutti i necessari mezzi operativi. 9 mesi più tardi, nel 1997, è stato introdotto un nuovo prototipo di robot, P3, quale primo robot umanoide bipede in grado di camminare in maniera indipendente. P3 era alto 160 cm con un peso di 130 kg. P3 poteva camminare più velocemente a circa 1,2 miglia all'ora, con un estremo equilibrio e movimenti fluidi, e la sua centralina aveva la potenza di 30 computer. Il passo successivo del sogno degli ingegneri era la creazione di qualcosa in grado di interagire con l'ambiente umano per essere di aiuto alle persone. Il risultato fu ASIMO, acronimo di Advanced Step in Innovative Mobility. Introdotto per la prima volta nel novembre del 2000, ASIMO è alto 120 cm con un peso di 52 kg. Comparato ai suoi predecessori, ASIMO ha raggiunto un migliore equilibrio, è più agile sui piedi, ha un design migliore ed è in grado di compiere semplici operazioni in un ambiente umano. Nelle capacità di camminata di ASIMO, gli ingegneri nuovamente hanno compiuto enormi progressi. Mentre i robot precedenti dovevano fermarsi per poi girare, ASIMO ha una straordinaria abilità di camminare e girarsi lentamente grazie alla tecnologia intelligente di camminata flessibile in tempo reale progettata da Honda. ASIMO può ora prevedere i propri movimenti e sistemare di conseguenza il centro di gravità. Oltre a salire e scendere le scale, ASIMO può mantenere automaticamente il proprio equilibrio senza essere impostato in precedenza. Questo ha fatto sì che ASIMO possa gestire le pendenze o rimanere in equilibrio su una gamba. Anche l'altezza di ASIMO è stata una decisione strategica importante. La sua altezza permette di interagire facilmente con lui e i suoi occhi sono all'altezza di quelli di un adulto seduto. Dalla sua introduzione, ASIMO è stato dotato di una voce e di tecnologie di riconoscimento visivo che gli permettono di interagire meglio con le persone. ASIMO continua ad essere studiato e migliorato per avvicinarlo al sogno di sviluppare un robot talmente avanzato da poter aiutare le persone nella propria vita quotidiana. Rimane ancora molto lavoro, ma con ASIMO Honda ha veramente fatto un passo avanzato verso la mobilità innovativa. Fino al 2006, ma di recente Honda ha svelato una nuova versione di questo famoso robot ed è proprio questa nuova versione che io oggi ho l'onore di presentarvi. Per la prima volta a Napoli, il nuovo ASIMO. Allora ASIMO, welcome to Futuralmoto. Thank you, Maria. It's great to be here. I'm really interested in science. Ecco, tra l'altro colgo l'occasione, ASIMO mi ha appena presentato, io sono Maria Vittoria e prima vedere un pubblico così forte è davvero emozionante, ho dimenticato di dirvi il mio nome. Ha anche detto che è molto felice di essere qui con noi questa sera e che è molto interessato alla scienza. E ci credo anche perché senza la scienza ASIMO non potrebbe essere qui con noi questa sera, no? Allora, vorrei mostrarvi bene l'enorme progresso che è stato fatto su ASIMO, perché come avrete visto dal video, la ricerca su questo meraviglioso robot è iniziata più di 20 anni fa. È stato un percorso molto lungo e molti ingegneri hanno lavorato a questo progetto. Ma appunto per mostrarvi bene tutte le evoluzioni che ASIMO ha avuto vorrei farvi alcuni esempi di vita quotidiana. Dunque immaginiamo che questo palcoscenico sia il mio appartamento, un luogo dove in effetti un robot un giorno potrebbe dover aiutare le persone. Supponiamo che io abbia invitato degli amici che siedono a questo tavolo e vorrei che ASIMO ci portasse qualcosa da bere. È molto semplice. È sufficiente
sufficiente che io abbia un mini computer come questo, sul cui schermo compare una lista di bevande. Siete in tanti, siete anche lontani, non riuscite a vederlo, ma qui c'è una lista di bevande che io posso chiedere ad Asimo. Allora io ordino per esempio un caffè e 2 tè. Ok, ho selezionato le bevande. Naturalmente Asimo sa già dove sono le bevande perché il bar è stato preprogrammato. Avrà solo bisogno di localizzare l'esatta posizione del barista. Adesso invio la richiesta. I'm going to the bar. Vedrete che il barista ha sul petto un badge che Asimo riesce a individuare attraverso i suoi sensori infrarossi. Mr. Barman, I'm here to receive coffee and 2 tea from Mrs. Maria. I'm receiving drink from Mrs. Maria. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Mrs. Maria. I'm running to the table. Vedete che Asimo, nell'eseguire questo compito, è perfettamente autonomo, perché le dimensioni del palco e la posizione dei mobili sono state già programmate nella sua memoria. I came for delivery. I brought coffee and 2 tea. Osservate adesso questo movimento, come leggero e come delicato, perché Asimo sui polsi ha dei sensori cinestetici, cioè dei sensori capaci di percepire il peso degli oggetti. Perciò nel momento in cui il vassoio è poggiato, percepisce il vassoio, grazie Asimo, sei stato molto gentile, si rende conto che il vassoio è poggiato e quindi può lasciare la presa. E naturalmente nel venire verso il tavolo Asimo ha rallentato la sua velocità per evitare di versare il contenuto dei bicchieri. Giusto un applauso perché è una performance questa. Vi dicevo, ha rallentato la sua velocità per non versare il contenuto dei bicchieri e in questo caso aveva una velocità pari a 1,6 km orari. Dunque di un oggetto, quale può essere un vassoio con delle bevande, come è appena avvenuto, è stato un enorme progresso nell'evoluzione di Asimo. Ma è stato fatto un ulteriore passo avanti in un altro campo, quello dell'equilibrio, e credo che il modo migliore per farvelo vedere sia quello di chiedere ad Asimo di correre per noi. Ok, are you ready, Asimo? Sembra di no. Ah, ho capito, sta facendo stretching. Beh, chi è che non fa del riscaldamento prima di fare dello sport? So, whenever you are ready, Asimo. Ma è capace di correre anche curvando, il che significa che è capace di compensare la forza centrifuga. Adesso Asimo correrà disegnando un cerchio per terra con un raggio di 2 metri. So, are you ready, Asimo? Molto bene, un bel applauso. Sono sicura che molti di voi si staranno chiedendo perché è importante che un robot sappia correre. È molto semplice, per questioni di sicurezza. Perché chiedendo ai nostri ingegneri di risolvere il problema dell'equilibrio dell'intero corpo di Asimo, abbiamo aumentato notevolmente la sua capacità di reazione durante i movimenti repentini. Il che significa che Asimo è più agile ed è più rapido nel reagire se si imbatte in alcune persone. Ok, vi ricordo che siamo ancora nel mio appartamento. Va bene, capisco che forse è un appartamento un po' lussuoso, su 2 piani, per poi non parlare del barista. Però se
vogliamo che Asimo possa aiutare davvero le persone, è necessario che sappia salire e scendere le scale. Per noi è un gesto molto semplice, una cosa facile, ma voi avete mai pensato a quanti calcoli deve fare il nostro cervello, quanti muscoli entrano in azione nel compiere un gesto che per noi apparentemente è banale, come salire o scendere dei gradini? Pensate ai bambini piccoli, che sono magari capaci di camminare perfettamente diritti, ma nel momento in cui devono salire o scendere scale hanno di nuovo bisogno di gattonare. Ecco, ora chiederò ad Asimo di salire per noi la scala. Asimo, can you climb the stairs for us, please? Ok. Quello in cui si mostra l'evoluzione di Asimo. Sicuramente avrete notato i progressi che sono stati fatti nelle capacità motorie di questo robot, la maggiore velocità acquisita da Asimo nel camminare oppure nel salire le scale, come abbiamo visto. Ora chiederò ad Asimo di scendere le scale, naturalmente. Are you ready, Asimo? No. Beh, io penso che Asimo non soffra di vertigini, sicuramente non soffre di vertigini, però sta calcolando l'esatta posizione per poter scendere in sicurezza i gradini. So, are you ready now? Direzione. Vedete che Asimo ovviamente è contento di tutte queste attenzioni nei suoi confronti. Allora, per farvi vedere come si è lavorato sulla sicurezza nell'interazione tra le persone e Asimo, chiederò ad Asimo di venire qui al centro del palco, ma nel mentre gli taglierò la strada. Osservate la sua reazione. Asimo, would you like to go to the stage center, please? I can't proceed since the path is being blocked. Asimo ha detto che non poteva procedere perché la strada era bloccata. Solo nel momento in cui io mi sono spostata ha ricominciato a camminare. Ok, adesso è arrivato il momento finalmente di complimentarmi con Asimo per tutte queste sue magnifiche performance e adesso entreranno in gioco le emozioni. Perché stringerò la mano ad Asimo e vi assicuro che stringergli la mano è un'emozione molto forte, perché è vero, noi sappiamo che è un automa e che tutto dipende dai suoi sensori, però io penso che sia tipico delle persone attribuire i propri sentimenti in chi somiglia loro, o no? Let's shake hands to remember your visit. Del polso e della mano di Asimo e vorrei cogliere di nuovo l'occasione per mostrarvi una capacità molto importante di questo robot. Asimo è capace di mantenere il proprio equilibrio anche se questo viene modificato. Ora io lo spingerò e lo tirerò e lui sarà capace di mantenere autonomamente il suo baricentro stabile. Questa volta, oltre a osservare, ascoltate anche la sua reazione. Ora lo spingo, Whoops. Ups. Ora lo tiro. Whoops. Ups. Thank you very much. Grazie a te, Asimo. Avete visto che è stato indipendente nei suoi movimenti e nelle sue reazioni. Però Asimo ha lavorato tanto, quindi direi che si merita una pausa. Perciò ho una piccola sorpresa per lui perché voglio farlo giocare. Asimo, I've got a little surprise for you. It's time to play. E che contento. Provo un po' le cose. Non metto il pallone
proprio di fronte a un suo piede, ma lo mette un po' spostato. Vedrete che Asimo, grazie ai suoi sensori, sarà capace di localizzare la palla, recuperare la posizione corretta e quindi calciare. Naturalmente osservate come anche in questo caso Asimo sa mantenere il suo equilibrio, perché lui per un momento rimarrà solo su una gamba. Mi devo preparare perché è anche un buon calciatore. Credo che si senta un po' osservato, mi sembra anche normale la tensione. Ok, bravissimo Asimo, davvero complimenti, ma penso che tu abbia bisogno di allenarti ancora un po' per giocare una squadra italiana. You don't play in Italian league yet. Don't be angry, please. Si è offeso perché gli ho detto che appunto deve allenarsi ancora un pochino, ma non è il caso che si arrabbia Asimo, perché è un robot molto avanzato e vorrei darvi ancora delle piccole note tecniche a riguardo. Fin dall'inizio dello show avete visto che Asimo è capace di compiere moltissimi movimenti. Ogni possibilità di movimento in robotica si chiama grado di libertà. Asimo ne ha 34 in tutto il corpo, però noi adesso consideriamo solo la testa. Asimo sa muovere la testa in 3 versi, in senso verticale, laterale e orizzontale. Vuol dire che Asimo ha 3 possibilità di movimento nella testa, ma ogni movimento è permesso e garantito da un motore. Allora, se prima abbiamo detto che Asimo ha 34 gradi di libertà in tutto il corpo, significa che ha 34 motori all'interno del suo corpo. Ballerino, Sì, ok. So, musica maestro. Ha detto che vuole ballare ancora. Ok, e allora di nuovo, musica maestro. Ma naturalmente oltre a salutarlo voglio anche ringraziarlo per tutto quello che ci ha mostrato in questi minuti. Quindi Asimo, thank you very much and so goodbye. It was a pleasure being invited here. Goodbye everybody, hope to see you soon.
questa non è una finzione scenica, perché Asimov non è un robot creato da un computer come vi sarà capitato di vedere in tanti film al cinema oppure nei videogiochi dei computer che abbiamo a casa. È davvero un prodotto delle scienze e del risultato delle fatiche di ricerche di scienziati e ingegneri. Quindi io adesso non mi rimane altro che ringraziarvi per naturalmente averci ospitato qui a Futuro Remoto, è stato davvero un onore per noi essere qui con voi e naturalmente vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie mille. Welcome to Città della Scienza.